che allora si è spenta la telecamera e anche la Spirit Box, l'Eco Box non funziona più in contemporanea. Oh, quindi torno a vedere se riesco a far ripartire, ma era già su start. Ma ha ripreso me. L'Eco Box ha ripreso me. Perché? È la prima volta che fa una cosa di questo genere. C'è qualcosa che non va, non capisco. Chiudo e riaccendo l'Eco Box perché non si chiude neanche più. Che cacchio sta succedendo? Oh, sto. Ok. Vabbè, siete stati voi? Siete stati voi a fare tutto questo? A chiudere la fotocamera e... Cosa succede? Perché fate così? Richiudo e riaccendo, Roba strana, veramente strana. Non ho mai fatto una roba. Parlate uno alla volta. Uno alla volta, per favore. Cosa succede? Perché fate così? Perché fate così? Fate accendere per favore questo strumento che ho in mano. Il cellulare è messo su modalità aerea. Per favore continuate a parlare nell'eco box. Perché vi spegnete? Perché non volete più parlare con me? Cos'è che non va? Ok, usate EVP allora, ambientale. Parlate nella telecamera che c'è qui davanti a me. Ah, perché, scusate, io vi avevo promesso che vi accendevo l'incenso qua. Forse quello volete. Se è quello che volete, accendete questo che io ho in mano. O fate ripartire l'eco box. Che finito di dire. Ok, accendo l'incenso.
ascoltate fa un rumore elettrico che non ha mai fatto, delle interferenze come delle scariche. Perché mettete così di parlare, poi parlate male? Dai, fateci sentire la vostra storia. Siamo interessati noi. Sono interessata io, parlo sempre di noi. Adesso metto l'incenso, aspetta un attimo. Cambio visuale in modo che si riesce a vedere l'Ecovox. E K2. Non parlate. Uno alla volta. Non ho detto zitti, ho detto uno alla volta. Forza, dai, parlate. Queste sono le cerniere dello zaino e del marsupio per prendere l'accendino e riporre l'occorrente per l'incenso. Parlate per favore.
Adesso fatevi vedere sul fumo e fate in modo che il fumo vada sulla maglietta nera, sulla maglietta, grazie, per tutto il tempo. Fate ripartire l'Ecovox per piacere. Allora fate parlate uno alla volta. Fatevi vedere nel fumo, fate vedere i vostri volti, come eravate, sia i bambini che gli adulti. Voglio vedere i bambini e gli adulti che abitavano in questa casa, per favore. E se vogliono anche le entità che ora abitano in questa casa, che siano umane e non umane. Fatevi vedere. Adesso. Sulla maglietta il fumo. Ditemi i vostri nomi. Raccontatemi la vostra storia. Voglio sapere la storia che raccontano su di voi, è vera? La voglio sentire da voi questa storia, raccontatela voi. Perché interrompete sempre? Non interrompete, parlate uno alla volta per piacere. E fatevi vedere nel fumo. Adesso.
lasciate un ultimo messaggio che vado via. Siete stati contenti che sono venuto a vedervi, che sono venuto a trovarvi? Vi piace l'odore dell'incenso? Per me è buonissimo. Vorreste andare nella luce? Mi dicano i nomi di chi vuole andare nella luce. Nessuno? Volete restare qua? Se volete restare qua, parlate di nuovo. Perché ridi così? Chi sei tu che ridi? Parla chiaro che non sento. Ok, adesso io vado, vi saluto. Chiudo questa sessione, vi mando in pace, vi lascio gli incensi accesi e la candela sopra e che vi guidino nella pace e nell'amore dell'universo. Vi voglio bene e vi mando tanto amore, qualsiasi cosa sia successa qui, perché siete anime che avete bisogno di amore. Chiudo questa sezione. Non mi date un ultimo saluto? Ciao! Ok, ho finito la sessione, scusate i capelli sono tutti scompigliati perché oggi è una giornata molto molto ventosa. Mi auguro che l'audio sia venuto perfetto, anche se l'Ecovox si è comportata in modo molto strano ed è già 2 o 3 volte che fa così, anche se è fatto in altri posti. Si spegne e fa delle voci metalliche, per cui credo che farò molta difficoltà a capire cosa hanno detto, se hanno detto qualcosa.
E questo posto, torno a dire, non mi ha dato grandi sensazioni, ho sentito di più in altri luoghi, ma quello che non ho sentito io probabilmente, se ho fortuna, ha ripreso la telecamera. Mi auguro che la Metavisione invece abbia dato dei risultati. Lascio qua acceso l'incenso e la candela di sopra, l'ho messa in un posto dove c'è pietra in modo che con questo vento non vada a fare incendi, anche perché se non ricordo male eh, ha subito anche incendi in passato questa casa, non vorrei essere la seconda che la fa incendiare e con questo vi saluto, alla prossima. Grazie per l'ascolto.